Vuoi assaggiare una birra dove al suo interno scopri la specialità tipica friulana? Lumi Beer, il prodotto ricavato in 20 ettari di terreno coltivato orzodistico, biodiversità, performance ambientale. Lumi Beer nelle sue 5 versioni disponibili, 4 per consumo veloce e dissetante e la versione Magnum per intenditori. Lumi Beer si abbina a qualsiasi palato. Lumi Beer è un prodotto esclusivo Azienda Agricola Pancera, il buon seme, i buoni frutti. Un cordiale saluto gentili amici e amiche alla visione all'ascolto, edizione del pomeriggio del nostro audio video giornale. Apriamo subito con i numeri del Covid-19 in Friuli Venezia Giulia, per dire che nella giornata odierna su un totale di 4.769 test sono state riscontrate 15 positività pari allo 0,31%. Nel dettaglio, dall'analisi di 3.803 tamponi molecolari sono stati rilevati 14 nuovi contagi, di cui 5 riguardanti migranti richiedenti asilo in provincia di Trieste, con una percentuale di positività dello 0,37%. Da 966 test rapidi antigenici, un caso, la percentuale dello 0,10%. Oltre il 50% dei contagi rientra nella fascia di età tra i 20 e i 29 anni. Non si registrano decessi, non risultano esserci persone ricoverate in terapia intensiva, mentre i pazienti in altri reparti sono 8. I decessi complessivamente ammontano a 3.789, i totalmente guariti sono 102.957, i clinicamente guariti 19, mentre quelli in isolamento 184. Dall'inizio della pandemia in regione sono risultate positive 106.957 persone, a queste fanno anche parte 1.385 da fuori regione. Infine non si registrano positività tra il personale del sistema sanitario regionale né tra gli ospiti e gli operatori delle strutture residenziali per anziani. E adesso cambiamo argomento, parliamo dell'apertura, anzi della riapertura per quanto riguarda il radar dell'Osmer in quel di Fossalon, il servizio. Riccardi, siamo a Fossalon dove c'è questo radar meteo della protezione civile del Friuli Venezia Giulia, un'innovazione importante per la protezione dei cittadini. Intanto rientriamo nella rete nazionale di protezione civile avendo ripristinato con le tecnologie più avanzate questo sistema di rilevazione che era spento da alcuni anni perché purtroppo erano accaduti dei danni irreparabili. L'investimento è stato importante, la tecnologia è italiana. Io voglio ringraziare tutti i tecnici del nostro sistema di protezione civile che sono riusciti a raggiungere questo risultato e naturalmente questo è uno strumento che ci aiuta a conoscere meglio gli eventi meteorologici che sono sempre più frequenti e sempre maggiormente invasivi. Questo ci consente di conoscere le condizioni meteorologiche e di conseguenza garantire un sistema di maggiore sicurezza. Zamberletti ci ha insegnato che bisognava cercare di conoscere le cose prima rispetto alle cose che succedono dopo. Noi dobbiamo essere organizzati naturalmente per ripristinare le cose che succedono dopo, ma quello che è importante è lavorare sulla prevenzione. Questo è uno strumento straordinario che non ha pari dal punto di vista dell'innovazione tecnologica e noi lo mettiamo naturalmente a beneficio di quello che è la rete nazionale per governare quest'area di questo territorio così importante a cavallo anche tra due confini internazionali. Una copertura transfrontaliera che presuppone forse anche collaborazioni che ci sono già fra le protezioni civili di Slovenia e Austria. Sicuramente anche un sostegno comunitario in termini di risorse, quindi sicuramente questo è un'ulteriore tecnologia della quale il nostro sistema di protezione civile potrà vantarsi utilizzandolo nel corso del tempo che avremo davanti, sperando che non ci siano problemi, però purtroppo vediamo che le precipitazioni, tutte queste cose stanno aumentando. Sono cose molto brevi, sono molto più violente e oltre a questo stiamo lavorando anche a questo sistema dove le zone interessate da particolari eventi, scaricando un'app, potranno consentire al cittadino di conoscere relativamente ad un periodo breve prima a quello che sta accadendo per avere anche dei comportamenti
insomma, che si possono relazionare ai fenomeni che si possono presentare. E adesso continua lo spot della Polizia di Stato del Friuli Venezia Giulia, rigorosamente chiaramente in Marilenghe, in collaborazione con l'Arlef, per tenere in campana, come si dice in questi casi, i nostri amici anziani che in questo periodo sono vittime di truffe. A middelmaand in Das Fiskai, op Banjaris, jo nog weer snoeien. Je Sierra doet, e i butti te scovacis. No il computer, basta la mail. Se ti mandi un'email per domandati das personai o codici di accesso, non sta rispondi. Se tu ti senti in pericolo o tu hai un problema, clama la Polizia di Stato al numero 112. E adesso parliamo di importanti iniziative per quanto riguarda management legato all'economia e agevoliamo il servizio. Riccardi, oggi l'apertura di questo corso per il management della sanità pubblica, lei ha detto anche la pandemia ci ha insegnato si può avere la migliore organizzazione strutturale, si può avere la tecnologia più sofisticata, ma l'aspetto più importante resta il capitale umano. Io penso che sia il fattore decisivo che ha dimostrato quanto sia necessario un investimento del capitale umano del sistema sanitario. Poi alla fine ci sono le persone che si devono prendere cura delle persone, quindi è chiaro che la formazione diventa fondamentale, la crescita professionale è altrettanto, e l'altro nodo vero che avevamo individuato ben prima della pandemia era la crescita di una middle management, cioè è quella classe intermedia che deve guidare i processi, quindi sicuramente queste attività formative sono importanti, questa è una classe dirigente che deve crescere e deve crescere attorno a modelli avanzati che hanno nella catena dell'integrazione sociosanitaria il proprio orizzonte, dove la parte ospedaliera è una parte importante, ma la proiezione di determinate prestazioni nei percorsi delle persone anche fuori dall'ospedale diventano fondamentali. Per far questo ci vogliono competenze che crescono e queste occasioni sono importanti e trovano anche molto spazio all'interno del PNRR che noi utilizzeremo per fare questo lavoro. Ecco, scusate, andiamo a chiudere con una notizia stradale per dire che a causa di un importante intervento di asfaltatura dal chilometro 93 progressiva 178 al chilometro 93 più 800 nei comuni di Casarsa della Delizia e Zoppola, la strada statale 13 Pontebana rimarrà chiusa dalle 20 di venerdì 2 luglio alle 24 di domenica 4 luglio. I lavori eseguiti in continuità H24 prevedono prima il rifacimento della fondazione stradale per poi eseguire la messa in ripristino del piano viabile mediante conglomerato bitumoso. Dunque ricordiamo, la statale 13 Pontebana nel tratto tra Casarsa e Zoppola rimarrà chiusa dalle 20 di domani, venerdì 2 luglio, fino alla mezzanotte di domenica 4 luglio. Come vedete nella foto ci sono chiaramente, si dovrà seguire la viabilità alternativa con la segnaletica verticale e orizzontale già messa appunto sul territorio, che vi darà le indicazioni precise per le deviazioni. Mi dicono dalla regia c'è stato un problema tecnico, che stavamo dando la notizia del nuovo volo tra Trieste e Francoforte, ma non si è sentito l'audio, c'è stata una mancanza di segnale. Allora diciamo che riparte domani il collegamento tra il Trieste
Airport e Francoforte sul Meno, operato da Lufthansa con aeromobili Bombardier CRJ 900 da 90 posti. Il volo opererà con 5 frequenze settimanali nella prima metà di luglio per arrivare progressivamente a 13 frequenze settimanali a partire da settembre, lo ha reso noto la società Trieste Airport. E con questa notizia chiudiamo qui questa pagina informativa. Chiaramente tutti gli aggiornamenti sul nostro sito www.friulitv.net. Grazie come sempre per la visione e l'ascolto e buona serata a tutti. Ehi, dico a te, vuoi un apparecchio acustico a costo zero? Acustica Friulana, via Visinale 16, Muzzana del Turniano, Udine. Telefono 334 27 67 731. Test dell'udito direttamente a domicilio, semplice e veloce. Pagamenti su misura. Non aspettare di non sentire. Campagna di prevenzione dei problemi uditivi. Acustica Friulana. Test dell'udito direttamente a domicilio, semplice e veloce. Un'occasione da non perdere.